Col sindaco Michele Grossato, Rosolina Beach Festival, cominciato ieri benissimo con Marco e Pippo, nonostante il brutto tempo c'era quasi sold out, e questa sera un'altra serata importante. Stasera facciamo un altro sold out con Umberto Tozzi, unica data in Veneto, un appuntamento tanto sentito soprattutto dai fans di una certa età, anche perché Umberto Tozzi appartiene alla musica italiana per eccellenza e la località è presa d'assalto e questo ci fa solo che piacere. Naturalmente adesso è l'occasione ghiotta per chiedere come va la stagione, che altri appuntamenti dobbiamo aspettarci, ma soprattutto siete contenti di un 2023 partito bene, un po' con difficoltà col tempo, ma sembra che ripeta i successi del 2022. Ma gli operatori, tutti noi siamo molto contenti anche perché gli affitti, le prenotazioni vanno alla grande, credo che ormai il plafond sia completo e questo è un bel risultato perché i nostri operatori hanno consolidato anche una clientela. Siamo anche molto contenti perché il calendario di eventi porta gente, porta pendolari nelle sere d'estate, da adesso fino a fine agosto ne abbiamo una praticamente tutte le sere, anche eventi di grande richiamo e poi vabbè, la classica domenica, la tintarella fatta dai pendolari che quella purtroppo causa qualche inghippo perché abbiamo pochi parcheggi a Rosolina Mare, è una cosa risaputa, ma di positivo c'è che la località piace, la località tira e noi siamo impegnati tutti i giorni per consolidare insomma, queste presenze. Ci diceva fuori onda, il 50% sono stranieri. Abbiamo sì tantissima presenza straniera, abbiamo avuto un ritorno di tedeschi che un pochino avevano un po' abbandonato la nostra località, invece abbiamo un bel ritorno della clientela polacca, abbiamo un ritorno interessante e poi stiamo monitorando i vari flussi anche perché le varie campagne pubblicitarie che si fanno di marketing, anche perché vendiamo non solo Rosolina Mare ma tutto il Delta del Po. Il Delta del Po piace, il turismo all'aria aperta, il turismo di bicicletta plein air attira e questo ci fa solo che piacere.